ora parliamo di una rassegna estiva di cinema all'aperto organizzata dal Comune di Taranto e dalle associazioni locali, che si svolge alla Casa Viola nel quartiere Tre Carrare Solito, al Mudit, quella che era la vecchia masseria Solito. Sì. E per parlarne, Enzo, abbiamo al telefono il curatore di questo evento, Mario Pagnottella. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Mario, film cult e classici. Ieri, tra l'altro, è stato proiettato uno dei miei film preferiti, che è Il Gigante di Ferro, ma poi anche altri. Avete iniziato a luglio con Ricomincio da 3, che insomma è veramente un cult. Come nasce questa idea? Tra l'altro un evento gratuito, sono film che tutti possono venire a vedere. Sì, esattamente, l'accesso è completamente libero e gratuito. Insomma, nasce un po' da l'incontro e la conoscenza che da tanto tempo c'è tra Mangrovi, di cui faccio parte, sono presidente di un'associazione giovanile, e il collettivo che, diciamo, a Taranto si è reso un po' protagonista della rinascita di un primo cineforum a Taranto, di nuovo vissuto e frequentato d'inverno. L'idea comune tra i ragazzi appunto di Videocult, che è il collettivo, e Mangrovi, era quello di portare un evento, no? Un format che va caratterizzato agli anni 60-70 a Taranto, che erano appunto le arene all'aperto, non tanto col fine diciamo di mettere, mi perdonino i cinefili, il cinema al centro, cioè il film al centro, che pure io mi sento appassionato, in molti siamo appassionati, ma la pratica di vederlo tutti insieme, perché è una cosa che è all'aperto soprattutto, no? Vederlo come quasi una ritualità proprio culturale, sociale, soprattutto di estate. E soprattutto in uno spazio così bello come il Mudit, l'ex Masseria Solito. Sì, è in città, no? Anche il fatto di riportarlo tra le case, nel quotidiano, la possibilità di poter vedere qualcosa tutti insieme, di farlo diventare un rito. Quanta partecipazione c'è stata in questo mesetto? Sì, alla fine abbiamo fatto ancora poche proiezioni, ne avremo tante a settembre, adesso una settimana, il martedì solitamente, anzi sempre il martedì. È un'ottima partecipazione, probabilmente l'esigenza che sentivamo noi non era sentita solo da noi, non era avvertita solo da noi. Abbiamo avuto veramente tanta partecipazione, anche devo dire dei ringraziamenti per il fatto che sia una rassegna completamente gratuita. Quali sono il prossimo appuntamento? È il 2 settembre con Terminator, e poi io ho letto che avete tanti film interessanti come Crimini e Misfatti, La leggenda del pianista sull'oceano. Sì, così per lo Bella Vista. Sì, abbiamo tante proiezioni, uno diverso dall'altro, perché l'idea era anche dare a ogni proiezione, oggi si dice, un modo diverso, no? Per il fatto che possa essere così eterogeneo, più trasversale possibile. Insomma, vi aspettiamo tutti. Come si può sapere dove, quando? Sui vostri social? Esatto, sì, potete seguire Casa Viola sia su Facebook che su Instagram. Tra l'altro in struttura, per chi volesse passare questi giorni, ovviamente abbiamo locandine fisiche, ci sono i numeri sui social per poter contattare la reception, che vi può dare informazioni in qualsiasi momento. E allora grazie a Mario Pagnottella, noi ci salutiamo perché abbiamo finito questa puntata. Grazie a Enzo Ferrari. Grazie a voi.